Si sono fermati per 4 ore dalle 8:30 i dipendenti dell'Antonio Carraro SPA di Campodarsego davanti ai cancelli dello stabilimento di Via Caltana, da dove escono 22 trattori al giorno. Si sono ritrovati il 70% degli addetti. Già dal 2017 l'azienda ha dato disdetta a tutti gli accordi aziendali e questa disdetta di fatto ha mantenuto i premi per i lavoratori assunti fino a maggio 2017, li ha azzerati invece per tutti i lavoratori assunti da giugno del 2017. Questo contratto è applicato ormai alla metà dei dipendenti, precisano i sindacati, con un'azienda che tra il 2016 e il 2021 ha realizzato 18 milioni di euro di profitto, una situazione alla quale dal 1° gennaio si è aggiunto il costo della mensa, passato da 26 centesimi a 2,60 euro a pasto. Da 57,20 centesimi all'anno a 572 euro all'anno costo lavoratore. Già siamo falcidiati dal costo vita al di fuori dalla fabbrica e su un bene e su quello che è un pasto giornaliero dopo 8 ore di lavoro ci hanno dato questo aumento abissale a carico dei lavoratori, senza tener conto che è da di più di 15 anni che qui non discutiamo di contratto aziendale, quindi di aumenti per i lavoratori. Solo l'inizio della protesta, hanno spiegato i lavoratori. I giorni scorsi l'azienda è uscita sulla stampa dichiarando la massima disponibilità a raccogliere le richieste dei lavoratori, che è disponibile ad accontentarli. Bene, se così è, noi aspettiamo la convocazione formale e che renda anche esplicita appunto la volontà di rispondere a quelle che sono le nostre richieste.